Buon pomeriggio signori e signori, io sono Lord Perso, finalmente un altro gameplay è uscito, mi siete mancati ragazzi, mi dispiace se non ho potuto dedicare tempo e forza a questa campagna, ma sapete sono molto impegnato ultimamente, però finalmente è uscito un gameplay di questa campagna, cioè questo video qua che guarderete voi finalmente, perché anch'io ho molta voglia di giocare questa campagna. Eravamo rimasti con lo scontro tra la legione 13ª Marzia, composta da circa 2300 uomini, seguita, o meglio, sì, diciamo più che seguita, capitanata da Furio Papio Tubero, che è un famoso generale romano. Vedete quante stelle ha. Tra l'altro la legione non mi sembra sia al completo, perché 3, 3, 6, 7, 14, esatto, 17 uomini contro gli avversari di Ankara. Se non erro questa è proprio la città di Ankara, città fondamentale per occupare il centro della provincia anatolica. E abbiamo l'avversario che schiera le sue unità all'interno, cittadine, ecco, nella sua guarnigione completa. Tra l'altro hanno anche abbastanza esperienza, quindi potrebbero essere un po' fastidiose, soprattutto dal punto di vista della cavalleria, seguite da Euridemone, che ci dichiara guerra, cioè dichiara guerra, diciamo, scusate, ci vuole ingaggiare in combattimento con le sue unità che sono molto forti. Allora, noi potremmo ritirarci, ma non credo sia il caso di farlo. Io invece la tenterei, solo che secondo me questa è una sortita, perché non è una battaglia, sono loro che mi attaccano, quindi secondo me è una sortita. Quindi a me delle cose, delle strutture di assedio non mi interessa particolarmente. Il computer ci dà vincitore, però io andrei a combatterla sul campo, perché secondo me andiamo a perdere di sicuro la cavalleria, le truppe più forti che ho, quindi cavalleria e sicuramente qualche unità a piedi. E poi loro sono comunque tanti, quindi ci potrebbero fare un danno bello elevato, perché alla fine loro sono 3000 uomini. Noi siamo 2300, loro 3000 uomini. Euridemone comunque è un generale pluripremiato, anche se da qui in realtà non lo posso vedere, però immagino. E comunque le truppe che guida sono belle toste. Dai, facciamo sta battaglia, ce la giochiamo. E mi scuso ancora per il ritardo ragazzi, abbiate clemenza. Allora, partiamo con la difesa fra 3, 2, 1 e voilà. Allora, la formazione è la seguente. Abbiamo messo delle truppe davanti, che saranno delle truppe di terra, quindi i nostri legionari più scarsi. A prendersi, saranno delle truppe, scusate, che si prenderanno le frecce, quindi l'idea è di avere un impatto su questi. Dietro abbiamo i nostri legionari non in formazione romana, la nostra corte che potrà tirare, scagliare le frecce in avanti. Stessa cosa per tutta la fila dei pilum, che poi si porteranno in posizione arretrata dietro le linee e continueranno a tirare. A sinistra abbiamo i legionari un po' più esperti, man mano ci addentriamo all'interno del core del gruppo, quindi questi sono i meno esperti e questi sono i più esperti. Invece qua abbiamo solo un gruppo, sempre in formazione di testuggine, come gli altri, perché l'idea è mostrare questo lato più debole e aspettare la cavalleria con il generale per ingolosire l'avversario, fondamentalmente aspettare il loro intervento prendendoli dal fianco. Non so se funzionerà, ma noi ci proviamo. Ovviamente ogni cosa non ha, è sempre da provare, quindi siamo qui per questo. Loro sono tanti, come potete vedere sono molti. Vediamo se la cavalleria ci casca. Vediamo. Forse se mi sposto leggermente così sarebbe meglio. Sembrerebbe che la cavalleria è partita in tromba, quindi io mi preparerei. Non li ho messi di qua, dove il terreno era leggermente più alto, perché altrimenti avrei perso questo piccolo nascondiglio della mia cavalleria. Io invece voglio
mantenere questo piccolo nascondiglio. Loro sono a piedi, arcieri, arcieri, cavalli, ottimo. Se io riesco a intercettarli, ottimo. Qui ci sono 2 di cavallerie, purtroppo, mannaggia. Questi forse allora è meglio metterli a quadrato e questi ritirarli leggermente. Un po' più così. Invece li lasciamo belli, anzi mi mostrerei proprio, mi staccherei proprio, guarda, per farli proprio cadere in trappola. Dai, guarda che forse funziona. Ok, forse funziona. Tanto dietro non c'è copertura perché sono tutte picche, quindi non arriveranno mai da noi. Abbiamo scoperto unità nascoste. Dove? Dove? No, non le vedo. Forse, boh, forse indietro, non lo so. Ok, siamo vicini al tiro. Voi non tirate. Cioè, tirate su questi. Adesso uscite. Uscite, uscite, uscite. Ok. Ok, spostiamoci leggermente. Dai, ragazzi, però dovete prenderli. Porca miseria. Cambio, cambio. Ok, bene. Ce la siamo salvati. Ci siamo. Ce l'abbiamo fatta. Salvati a pelo. Ok, generale fa danno a questa entusiasta cavalleria. Attenzione, ve l'ho detto qua. Meglio mettersi a quadrato. Qua mettiamoci così perché ho già capito che non è aria. Guarda, metto anche qua quadrato. Ok, cavalleria loro fatta fuori. Adesso potete tirare, perfetto, ottimo. Rientrate qua. E adesso andiamo a prenderceli. Ottimo. Sì, bene, sono crollati. Bene, bene. Questa è una grande manovra, ragazzi. Cioè, grande manovra. No, una bella manovra, dai, mi è uscita bene. Ok, via da qua, perché adesso dobbiamo aggirare queste truppe. Intanto interviene la loro cavalleria. Qui il quadrato ha il suo effetto. Ci spostiamo leggermente. Voi rimanete in posizione. Anzi, andate leggermente avanti. Ok, voi giratevi, tranquilli. Chilly time. Ui. Attenzione alle truppe, qua purtroppo mi sono un po' perso io, ma difficile stare in più luoghi contemporaneamente. Bene. Ah, altra cavalleria qua, attenzione, attenzione. Attenzione. Ok. Sono caduti nel nostro quadrato, adesso continuiamo a sparargli con le frecce. Bene. Ok, qua continuano a sfilare ma le buscano e basta. Qui gli arcieri ce li siamo pappati. E a breve questa cavalleria. Andiamo gli spira. E dai ragazzi, mangiamoci anche quella cavalleria lì. Ok, il quadrato funziona, perfetto. Qua vanno via, ottimo. Dagli una mano, dai. Ok, no, ok, ce l'hanno fatta. Vabbè, adesso ci possiamo aprire. Ritiriamoci. Giratevi. Wow. Ok. Apritevi a formazione. Voi dentro. Così. Ok, è un casino ragazzi. Attenzione a questi. Fate il giro. Ok, andate voi direttamente. Ok, qui cavalleria è distrutta, perfetto. Qua c'è ancora del tiro, quindi ci spostiamo con la nostra cavalleria. Siamo circondati. Forza. Rompete le file. Anche tu. Portati da questo lato. Ecco che arriva la cavalleria.
Puntate gli arcieri. Forza. Spostatevi. Entrate voi adesso che siete freschi. Voi state combattendo, no? Mi sembra di no. Ok, qui la cavalleria abbiamo presa. Perfetto. Dai, dentro anche voi. Voi da qua. Bene. Un gruppo di arcieri ce lo siamo fatti fuori. Perfetto. E ora andiamo all'altro. E hanno una bassa resistenza, come potete vedere. Ok. La corte deve tornare. Quanti sono qua? Tutti contro uno. Dai, dai, torna che devi dare supporto, devi dare morale a questi. Vabbè. È proprio il morale che gli manca, perché in realtà non hanno perso tanti uomini. Ok. Dai, generali, fai fuori loro. Dai, dai, forza ragazzi. Spingete. Anzi, lasciamo perdere questi disgraziati. Andiamo direttamente qua. E adesso ci mettiamo in formazione a Cuneo e carichiamo dal dietro. Ok, è arrivato il sostegno. Mettetevi di qua e andiamo a aiutarli. Se no qua fai una brutta fine. Ok, arriva aiuto anche da qua. Iniziano a diventare rossi perché si sono accorti la cavalleria che sta prendendo formazione dietro di loro. Attenzione. Attenzione. E ora arriva lo scossone, signori. Arriva lo scossone. Allora, aspettate che modifico un attimo. E via, signori. Il massacro totale. Il massacro totale. Mamma mia. Mamma mia. Bellissimo. Guardate qua che iniziano a subire questa cosa. Bene. Qui intanto abbiamo vinto. Ottimo. Portiamoci in avanti. Ok. Attenzione perché una cavalleria la sta un po' rischiando. Il loro generale instabile. Instabile. Voi andate di qua. Forza ragazzi. Ok, vai a aiutare questi. Mettiti qua di lato. Ok, qui stanno iniziando a cedere. Ottimo. Mia cavalleria è ancora abbastanza messa bene. Diamo il secondo fiato. E inspira. E raduna. E poi gli diamo anche questo per il morale a loro. Vedete, sta iniziando a cedere. Perfetto. Entro di qua voi. Schiacciati, schiacciati signori, schiacciati da tutti. Bene, iniziano a cedere. Voi spostatevi di qua a questo punto. Benissimo, iniziano a cedere tutti. Ok, questo gruppo è ceduto. Dentro di qua. Ok. Qui c'è un piccolo gruppo, ma adesso lo andiamo a bloccare con questi. Vai, mettetevi qui. Andate a intercettare loro. Perfetto, qui è collassato. Ottimo. Portiamo la cavalleria qua dietro. Perfetto, guardate che sono collassati anche loro. Forza, forza, tutti dentro. Voi mettetevi in formazione. Ok, ma direi che ormai il gioco è fatto. Potrei già caricare adesso, ma aspettiamo 2 secondini proprio. 2 secondini. Ok, qui si va allo scontro. Allora, prendiamo loro. Portiamoli su. Ok, formazione. A Cuneo. E adesso li andiamo a caricare dal dietro, come prima. Fatemi godere dell'impatto. Guardate qua, instabile. Però continuano. No dai, qualcosina instabile. Anche questa è diventata rossa. Dai, dai, dai. Dai, 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 dai. Dai che c'è ancora il grido. Via. Andiamo lì a togliere ancora più morale. Perfetto, sono collassati, ottimo.
E adesso giochino inverso di qua, ma penso che scapperanno. Perfetto. Boh, perfetto, battaglia vinta. Ottimo. Non dovremmo aver perso neanche tanti uomini. Terminiamo la battaglia, non mi interessa di andare a rompergli le scatole. Abbiamo perso 359 uomini. Insomma, non pochissimi, Pensavo di meno. Vabbè, loro ne hanno persi a mazzi proprio. Ottimo, ottimo, ottimo. Ottimo, ottimo, ottimo. Bella vittoria. Loro devastati. Un po' meno le loro unità d'elite che sono arrivate dopo. Arcieri non sono riuscito... Ah, perché forse sono andati subito in rotta. Forse per quello. Allora, cosa facciamo agli uomini che abbiamo catturato? Li rilascio? No, perché sennò mi rientra nelle mura e non voglio farlo. Mettiamo in catene. Mettiamo in catene e li portiamo all'impero. Quindi se vi arrendete, ragazzi, in campo di battaglia vi possiamo salvare la vita. L'abbiamo dimostrato mettendoli in catene e non uccidendoli. Quindi lasciatemi entrare. Kush che intanto continua a farsi gli affaracci suoi e a espandersi. Che cacchio ci fa quello lì? Che cacchio ci fa? Qui attacco disperato dell'ultimo minuto, ma direi che non lo giochiamo neanche, non ha senso. Stiamo in modalità di equilibrio. A meno che non siano i ribelli, non ricordo onestamente. Ho perso 124 uomini, vabbè. Niente, niente praticamente. Schiavi anche loro. Però Noricum che si è messo così vicino alla cittadina. Conflitto. Quindi il senato, un giovane patrizio con la lingua tagliente e il soldato ai plebei, che ora chiedono apertamente che sia spogliato dalla sua autorità. Cosa facciamo? Disperdiamo la folla. Pestilenza ad Aleria, nuovo scoppio, che bello. Vabbè, però sull'isola. Intanto continuo a perdere uomini, siamo in carestia. Ma ci sta perché abbiamo tante guerre. Tante guerre, quindi siamo in carestia, ci sta. Tanto abbiamo fatto un po' di castrum, non di castrum, scusate, di campi. Ok. Ok, questi nel nord e questo sotto. Va bene, Iconium. Perfetto, ci vorrà un po' di tempo prima di recuperare questo cibo, ma ci sta. Allora, l'assedio come sta andando? Direi abbastanza bene, perché adesso secondo me possiamo anche rompere le scatole. Allora, fatemi vedere se qua, perché io volevo mandare la spia in questa direzione, ma facciamola tornare indietro. Qui c'è, cosa c'è? Gli obiettivi, no, gli obelischi, scusate, obelischi radiosi. C'è il faraone nel porto. Ma io come faccio ad attaccarli? Ce la potrei fare, però qui intanto si sono ripresi la cittadina. Va bene. Cioè non va bene, però va bene. Potrei attaccare la città di Mazaka e dare un bel fastidio. Tra l'altro potrei prenderla e tagliare le linee, però... No, beh sì, potrei farlo, perché in realtà qui abbiamo la Concordialis. Qui ci sono un po' di uomini. Devo pensare un po' al da farsi, adesso, perché... Fare un po' al da farsi. Allora, prima di tutto facciamo fuori questi e via. Andiamo in modalità di equilibrio perché non si devono più salvare. Ok, perfetto. E questi li facciamo fuori. Benissimo, fazione distrutta, ottimo. Mi aumenta di grado la legione, sì. Diamo morale,
in campo nemico e soprattutto mantenimento. Posso fare ancora morale oppure più 5 movimento alla mappa, lo facciamo diventare più 10. Ottimo. Fatemi vedere. Allora, c'è qualche pericolo di imbarcazioni? Secondo me no, per ora. Però la legione è meglio se torna indietro. Tanto comunque la città sia nei confini, quindi va bene. Anche qua poi gli diamo modalità forti. 13, madò. E la peppa. A questo punto andiamo fuori, andiamo a far fuori Ankyra a questo punto. Così ci proteggiamo da questo lato. E quindi teoricamente... no, perché da qua... Allora, l'idea era blocco il ponte e sono tranquillo a Sinope. A parte gli attacchi del mare che però non dovrebbero arrivare. Il problema è che in realtà non è vero, perché loro invece di arrivare qua fanno il giro così e entrano da qui, quindi no. Non cambia anche se prendo Ankyra. Non cambia. Però direi che l'attacco su Ankyra va fatto. Io direi che non la combattiamo neanche, perché come vedete i difensori sono veramente messi male. Tra l'altro ne abbiamo anche la testuggine, la scala pioli. Qua facciamo breccia e abbiamo già conquistato la città. No, no, scusate, misclick, madonna mi sono spaventato. Pensavo di aver fatto un casino. Ok, ok, no, andiamo a giocarcela col computer a sto giro, come vi dicevo. Modalità protezione, entriamo dentro belli tranquilli e ci prendiamo la città di Ankyra. Ora controlliamo tutto l'altopiano dall'alto. Ottimo. Non la... No, no, la dobbiamo andare a occupare, però la radiamo al suolo. Siamo a meno 15 di cibo. Ok, speriamo di riuscire a mantenere. Ah mia, meno 15. Ok, adesso abbiamo qualcosina di più strutturato per difendere la città. Perfetto. Cioè per difendere il territorio, scusate. Allora, fare un foro pubblico. Tempio no. Poi ci vogliono la suburbia di sicuro. Devo fare magari anche un'officina e qui la tolgo, però vediamo. E fare una cittadina anche. Migliore commercio, però qua robe di commercio non ne ho, a dire la verità. Piuttosto faccio un altro foro e qua devo aspettare perché i soldi non ce li ho. Potrei al limite appunto attaccare Mazaka, giusto? Sì. Potrei attaccare Mazaka, far fuori quel generale lì. Quanti ne hanno in difesa Mazaka? 19. Io sono 20 su 20, non in full stack però. Potrei farlo, potrei andare a rompere le scatole. Secondo me la vinciamo abbastanza semplicemente. Abbastanza. Tanto veniamo alla spia un attimo dietro, dato che ci penso. Guarda qua. Guarda qua. Andiamo un po' più avanti. Facciamo vedere qualcos'altro, ma no. Andiamo laggiù. Ma Mazaka non sarebbe male da prendere, Mazaka. È che non mi fido, vedete, di questi gruppi qua. No, non posso spostare questa legione. Non posso spostarla. Però Mazaka prenderla non sarebbe male. Non sarebbe male. Dai, proviamo a rompere le scatole quantomeno al generale nemico. Qui ce la giochiamo abbastanza semplice, sembrerebbe. Io direi giochiamocela questa, perché ho in mente una strategia. Vediamo se esce. Se non esce, niente, ve la taglio questa partita qua. Vediamo se esce però questa strategia.
Allora, qual è la mia strategia? Adesso non ve la dico e ve la godete. No, non dico niente, parto e la faccio, va bene? Iniziamo lo schieramento che asciutto va benissimo. Ah, ma loro... Ma loro c'hanno il campo, la mia strategia è andata a quel paese allora. La mia strategia è andata a quel paese. Però loro sono da soli nel campo. La mia strategia si potrebbe fare comunque. Comunque, indovinate qual è la strategia? Indovinate qual è? Anzi, così. Vediamo se il resto va bene. Ma mi sa di sì. Insomma, qui cosa ha messo? Scusate. Ah, ok. Le spade davanti. Vabbè, ci possono anche stare. Va bene, dai. Indovinate quale sarà la mia strategia? Crea formazione di gruppo. Let's go, signori. Andiamo direttamente dentro al campo prima che arrivino i nemici a parare il culetto al generale. Tra l'altro il generale è impazzito totale. Esce, probabilmente ci ha scambiato per i loro alleati, che sapeva che dovevano arrivare. Il generale si è bevuto il cervello. Dove sono loro, tra l'altro? Mi sa che adesso si è reso conto della cavolata. Vediamo. Dai ragazzi, tutti dentro, forza. Ci vediamo un'altra visualizzazione. Facciamo un bel giro. Arrivano le frecce. No, ce lo siamo perso. Ci siamo un attimo impantanati. Peccato. Per quello che va editato il video. Non va caricato così. Dai, tutti contro il generale. Moriranno in tanti oggi, ma non ne frega niente. Dobbiamo farlo fuori. Anche perché è l'unico generale in campo. Ha già perso un terzo delle sue vittime. Là ci sono i nemici. Allora andiamogli incontro prima che loro arrivino al campo base. Generale distrutto. Ho avuto anche la brillante idea di uscire. Però resiste, ragazzi. Resiste, generale. Facciamo uscire un attimo. Datemi un po' di tiro, va, sul generale, intanto che la cavalleria si riprende. Fatemi sognare. Fatemi sognare. Devono tirarci, maledetti. Non usiamo quasi niente. Sono forti in comunità. Però le cariche vedo che hanno il loro bello scopo, ce le hanno. Torniamo indietro, facciamo un'ultima carica. Secondo me abbiamo vinto. Ci giriamo senza formazione a cuneo e entriamo dentro. Qua ancora che combattono loro, ma ormai decimati. Perfetto. Allora andiamo a massacrarli. Vediamo se riusciamo a beccare l'unità del generale. Intanto lui portativa avanti con la guida della corte. Non riesco a intercettarli prima che vadano al castrum loro. Ok. Dove sarà il generale? Si sarà salvato o l'abbiamo definitivamente fatto fuori? Cioè qualcuno c'è ancora? Qualcuno c'è. In mezzo alla folla.
Ok, dovrebbero essere tutti morti adesso. Ok, perfetto. Ci spostiamo. Quelli dall'interno del campo tirano, ma non hanno capito che ormai la battaglia è persa completamente per loro. Avanziamo. Guardate come si sono pentiti di aver inseguito, di aver aiutato questa unità. Che Ucci Ucci è arrivato infamone. Ok, avanzano piano piano, ma quindi andiamo proprio a intercettare. Dobbiamo stare attenti a questa filare di alberi qua, che è un po' rognosa. Allora, aspettate qua adesso. Inclinatevi leggermente. E tenetevi pronti per il combattimento. Allora, voi state un po' troppo in là. Qua c'è un tiro, ma non è che mi interessi particolarmente. Ma questo invece sì. Ok. Voi magari andate nella parte qua dietro nei boschi. Queste sono cavallerie. Allora, facciamo così. E qua mandiamo una sola cavalleria. Bene, prendete un po' di tiro, ma va bene così. Ok, scontro tra cavallerie. Ok, giratevi così, va. Ok, una cavalleria in fuga. Ok, vediamo di beccare l'altra adesso. Attenti alle frecce, perché in generale non ha molti uomini. Ok, dai, forza ragazzi, mettili in fuga. Concentriamo il fuoco in questa zona. Ok, qua decimata anche loro, perfetto. Ok, allora 1, 2, 3, 4. Voi che siete belli agguerriti. No, non avevo visto che erano arcieri. Allora anche loro. Ok, anche voi qua. Portiamoci un po' più avanti. Ok, anche voi. Di qua. Buona, la cavalleria sta salendo. Voi che avete voglia di menare le mani, vedete qua sotto. Ok, tutto il tiro al contrario si concentrerà in questa zona. Ok. Ok, qui c'è un po' di massacro, va bene. Ok, si sono un po' arroccati sulle colline, ma adesso li facciamo scendere. Suon di bastonate. Ok, qui sono andati, ottimo. Portiamoci dietro. Ok, qui chi sono? Ci siamo dimenticati questi. Osti. Attenzione, scendono dalle colline. Attenzione. Ora ci mettiamo noi sulla collina, li carichiamo dal dietro. Secondo me adesso facciamo un danno incredibile. Vai, tirate su questi finché non si avvicinano. Voi avanzate. Forza ragazzi. Dalla collina con furore. Ok, una è andata. Anzi, se no vi intralciate, quindi fate così. Generale carico, carichissimo. Attenzione, colpisce dal dietro. Mamma mia, vanno tutti in rotta. Ottimo. Vabbè, anche perché non sono grandi combattenti loro. Addirittura così.
disfatta così. Riproponiamo. Riproponiamo. Forza, dategli una mano. Forza dentro. E giù, via dritti. Ok, qui sono arrivati altri legionari. Anzi, vai su questi, va. Però hanno finito il tiro. Allora si spostano in modo tale da fare più danno possibile. Ok, qui è arrivata la cavalleria. Ok, stanno iniziando a cedere tutti. Perfetto, qua sono ceduti. E ok, battaglia vinta, perfetto. Ottimo, ottimo, ottimo. Terminiamo la battaglia. Terminiamo la battaglia. Mi è piaciuta, dai, devo dire. Non sono riusciti neanche ad arrivare al forte. Ottimo. Ottimo, signori. Ottimo, ottimo, ottimo. Andiamo, no, il generale lo facciamo schiavo come sempre. Ho aumentato il grado, fatemi vedere. Allora, bene. Aumentiamo la capacità di movimento del nostro esercito. Ottimo. E qua gli diamogli qualcosa di diverso a sto giro. L'attacco. Costruzione. Mi piacerebbe fare delle imboscate però con questo esercito. Beh, in realtà però, avendo le unità, secondo me è da gameplay. Cosa dite, ragazzi? Dai, spingiamolo sull'imboscata. Perché alla fine abbiamo delle truppe che sono da imboscata. Allora, fatemi vedere. Wow. Questo è per gli assedi, è bellissimo. Più 5 al morale di tutte le unità durante le battaglie notturne. Non sarebbe male, però io voglio andare a questo, sulle imboscate. Sulle imboscate. E poi, allora, vediamo tra l'altro con Ankyra se... No, non riusciamo. Allora, attacchiamo adesso Mazaka, che sarà in un momento di debolezza. Sì, esatto, vedete che ci dà stravincitori, quindi... non la vado neanche a combattere. Andiamo in modalità protezione, così perdiamo meno uomini. Bene. Ok. E la città la andiamo non a razziare, anche se mi piacerebbe molto, ma andiamo a saccheggiarla. O a razziarla e la lasciamo morire. No, saccheggiamola. Saccheggiamola e torniamo indietro. Non ci arrivo. Vabbè, torniamo indietro qua così. Anche perché il prossimo... adesso siamo in autunno, il prossimo è in inverno. Non vorrei stare fuori in inverno con il mio generale. Allora, qua adesso con i soldi che abbiamo fatto possiamo prenderci questa struttura. Ottimo. Sinope, ok. Qui, ok. Potremmo dare un attacchino anche qua, però non lo voglio fare. Non lo voglio fare perché non voglio lasciare Side incustodita. Anche perché guardate quanti soldi ho investito su Side. Quindi sai com'è, sai com'è. Basta, se riesco magari vado a... ah, è vero, ragazzuoli. Per fortuna che l'ho visto. Mamma mia, cosa stavo facendo. Wow, scontro Sparta. Wow, ragazzi, compagni del Cerbero podcast contro la nona Rapax, signori. E qua ci deve essere lo scontro, perché se non c'è lo scontro ho paura che i vagabondi di Odisseo raggiungano e ci facciano un 2 contro 1 paninoso. Quindi sabotiamo e noi poi ci lasciamo. Niente, è andata male. Vaffancuore. Va bene, dai, vediamo un attimo cosa fare. Qui tra l'altro c'è anche la mia flotta abbandonata che era scappata. Vabbè, lo vediamo nel prossimo gameplay perché adesso siamo già oltre. Grazie per essere rimasti con me, ragazzi. Mi raccomando, like e commenti se vi piace questo genere di gameplay. E
anche perché così mi date una mano a spingere in questa direzione il canale, e noi ci vediamo ad un prossimo episodio. Ciao ragazzi.